Allora, Presidente, parliamo un po' del discorso della manovra che finalmente è stata partorita con vicissitudini, adesso ci dovranno essere anche le leggi attuative. Come la vedete, come vedete anche l'operato finora del governo, quindi in che posizione vi ponete? Beh, giudicare l'operato di un governo dopo 6-7 mesi assolutamente... No, è difficile, effettivamente non è inutile dire, tanti che danno dei giudizi dopo 2 o 3 giorni che si era incardinato, è una cosa quasi impossibile, però più che altro un po' quelle che sono state gli accordi presi, insomma, in che posizione vi ponete? Allora, l'operato del governo non va valutato in 6-7 mesi perché è un arco temporale estremamente limitato, però ogni singolo provvedimento, alcune tendenze, quelle sì. Allora, a partire già dal contratto di governo, già il fatto che ci sia un contratto di governo e non un programma di governo, questo è sicuramente una problematica, nel senso che i contratti li facciamo noi imprenditori, perché il fatto che ci sia un contratto vuol dire che ci sono delle situazioni che hanno degli interessi contrapposti e dobbiamo metterci attorno a un tavolo per contrattare qualcosa, no? Per cui già il fatto che non ci sia un programma di governo che abbia a che fare con degli obiettivi da cogliere e all'interno di questo programma una serie di progetti coerenti con gli obiettivi da cogliere, già questo fin dall'inizio l'abbiamo visto come una problematica assolutamente preoccupante. Però lì bisognava conciliare due parti affini sotto certi profili, contrapposte sotto altri, che rappresentano la volontà degli italiani in modo situazione assolutamente equitativo. Inedita peraltro, mai percorsa sì. prima. Però si cerca di perché altrimenti si sarebbero scontentati i grossi gruppi di non poco conto. Però già il fatto che si chiami contratto denota quello che è stato detto, appunto, che all'interno del governo ci sono due forze politiche che non hanno proprio la stessa idea e che non hanno fatto il proprio elettorato proprio le stesse promesse elettorali e che devono in qualche maniera, in maniera responsabile, invece rispondere a chi li ha eletti. Perché questo è già un primo problema. Il secondo è che leggendo tutto il famoso contratto di governo si parla poco di impresa, si parla poco di azienda e si parla poco di sviluppo economico legato proprio al mondo dell'imprenditoria, per cui questo rimane sullo sfondo. Poi andando a vedere i singoli provvedimenti, il decreto dignità sicuramente è stato una sciagura per le imprese. I dati di Veneto Lavoro ci dicono che 80.000 contratti di lavoro in Veneto non sono stati rinnovati come lo sarebbero stati con la legge precedente, questo proprio derivante da una difficoltà che preoccupa l'imprenditore, perché se devo dare una motivazione nel rinnovare un contratto a termine e la motivazione è inquadrata in una serie di motivazioni che sono abbastanza limitate, di fronte alla possibilità molto concreta di andare a sfociare poi in una causa giuslavoristica, preferisco interrompere quel contratto di lavoro e partirne con un altro. Per cui 80.000 contratti non sono pochi, sono un'enormità, contratti di lavoro a termine che non sono stati rinnovati. E questa è la Però questo è frutto di tutta un'attività precedente, del governo precedente, che aveva fatto il progetto giovani, che è stato fallimentare, che ha fatto una serie di politiche che dovevano incentivare l'occupazione, che poi così non è stato. Per cui, perché appunto, come dice lei, in 6 mesi non è che cambi le politiche lavorative. Però su questo provvedimento la difficoltà è questa. L'altro tema della manovra è quella che ancora una volta non si è andato con la manovra a sostenere quella che è la crescita economica, ma si è visto un indirizzo del governo estremamente assistenzialista. E allora, se andiamo a vedere ciò che succede in giro per il mondo, vediamo che tutti gli stati che hanno una predilezione per l'assistenzialismo sicuramente hanno dei dati economici poi a medio e lungo termine assolutamente negativi. L'assistenzialismo è un welfare avanzato, ormai credo sia opinione comune ma anche di tutti quanti gli studiosi, che va finanziato con la crescita economica se si vuole poter mantenerlo nel tempo, perché poi se si vuole fare un'azione spot allora si può fare qualsiasi tipo di provvedimento, ma se si vuole mantenere uno Stato che abbia un welfare avanzato, magari meno assistenzialismo ma un welfare avanzato sì,
questo welfare deve essere finanziato solo ed esclusivamente con la crescita economica e non a debito, per cui una manovra finanziaria a debito non preoccupa il mondo dell'artigianato, preoccupa il fatto che la manovra finanziaria a debito non abbia degli incentivi alle imprese, alla crescita delle imprese, alla capacità occupazionale delle imprese e all'innovazione delle imprese, ma vada soltanto a debito per l'assistenzialismo. Traduciamolo in termini comprensibili, cosa vuol dire? Cioè concretamente che cosa secondo voi si sarebbe dovuto fare? Ma mettere nelle condizioni le imprese di poter assumere dei giovani. Quindi come? Con degli incentivi ancora? Con degli incentivi ancora. Però non sono serviti in passato, se non per appunto... non sono serviti. Se lei prende alcuni settori, alcuni dati sono serviti assolutamente, hanno dato dei miglioramenti. Nel Veneto per esempio noi abbiamo avuto un miglioramento notevole di quello che è la capacità occupazionale, derivante sicuramente dal fatto che c'è stato dei dati macroeconomici internazionali che hanno dato a questo territorio la possibilità di crescere, perché il lavoro non si crea per decreto legge, ma si crea perché è il mercato che lo richiede. Però nei confronti di un mercato che richiede una crescita perché si è agganciata magari a una situazione di favore internazionale, e il fatto che ci siano delle facilitazioni rispetto a quelle che sono le assunzioni non solo di giovani ma anche di tutta quella che può essere una forza lavoro che deriva poi magari da una situazione precedente di disoccupazione, questo facilita il fatto che l'imprenditore possa avere un po' più di coraggio nell'andare ad assumere nuove persone, magari anche con dei contratti a tempo indeterminato. Però di fatto quello che è anche emerso è che comunque si trova un'economia italiana, il mercato interno fermo, in stallo. Il mercato estero è quello, insomma le potenzialità, quelle che sono, si vedono, eccetera. Non è che la nostra imprenditoria abbia bisogno di particolari stimoli perché coglie l'occasione e si muove molto abilmente in questi settori. È il mercato interno che è fermo, per cui il potere di acquisto delle famiglie è quello e lì non ci muoviamo. A quel punto qualcosa bisogna fare per cercare di incentivare, non ci sono rivalutazioni dei contratti, le buste paga quelle sono e non hanno né nel pubblico né nel privato non ci sono aumenti. Come si poteva agire? Si incentivare le imprese, sono state incentivate anche le grandi imprese perché il passato governo ha dato degli incentivi importanti, ma questo non ha visto un incremento nel potere di acquisto delle famiglie e nel muovere l'economia interna, che darebbe un giro di vite. Anche se nel settore immobiliare uno compra casa se ha un po' un minimo di sicurezza economica e di margini maggiori. Non credo che con i 780 euro del decreto si possa far partire l'economia interna, anzi lì poi ci sono tutta una serie di studi e di valutazioni rispetto ai quali si andrebbe addirittura a incentivare il lavoro nero, perché la situazione composta fra una difficoltà poi di riuscire ad andare a controllare veramente quelli che sono i dettami della legge rispetto a poi quella che è la realtà, metterebbe nelle condizioni di far vedere aumentare quella che è la quota di lavoro nero. Delle azioni che ci si aspettava da questo governo erano anche nella formazione di giovani rispetto a quello che oggi le imprese chiedono. Cioè mancano figure professionali idonee per la domanda, insomma voi domandate certe figure professionali, queste non ci sono. E queste non ci sono, allora se il fabbisogno di manodopera da parte delle imprese è di manodopera qualificata e abbiamo invece degli indici di disoccupazione in alcune parti d'Italia che crescono anziché calare, bisogna che in quelle parti d'Italia ci siano delle azioni formative affinché quei giovani che oggi sono disoccupati abbiano le qualità e abbiano le conoscenze, le competenze per poter essere assunti. Assolutamente, noi siamo in chiusura, solo una battuta. A livello regionale la legge sull'artigianato, una parola. La legge sull'artigianato è stata una grande legge che abbiamo visto con favore, abbiamo partecipato molto alla stesura di questa legge, adesso siamo nella fase finale che è quella dei decreti attuativi all'interno della legge, noi li stiamo collaborando in maniera molto positiva con la Regione Veneto su questo, le richieste che noi facciamo e le proposte che noi facciamo hanno a che fare con il poter mettere le aziende artigiane al pari delle aziende un po' più grandi per quanto riguarda la grande competizione nel campo dell'innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo derivante proprio da queste iniziative che hanno appunto a che fare con quella che è la ricerca e l'innovazione.
Perfetto, Presidente, grazie mille di questo quadro generale a tutto campo che abbiamo potuto fare. Ringraziamo a voi come sempre di averci seguito. Se avete delle domande, delle tematiche che volete approfondire, scriveteci come sempre, poi noi invitiamo i nostri ospiti per poter dare delle risposte. Grazie, buon proseguimento.